Eder. Mac Pallister. Trieste, il giallo del milione in casa. Cosa emerge sulla morte di Nicola Granieri e perché l'ipotesi omicidio prende quota? A Trieste, nel rione di San Luigi, la morte di Nicola Granieri sta assumendo contorni sempre più pesanti. L'uomo, indicato tra i 72 e i 73 anni, in un primo momento era circolata anche un'età diversa, è stato trovato senza vita nel suo appartamento di via Maclig, dentro casa, in una scena che fin dall'inizio ha fatto storcere il naso a chi indaga. Il ritrovamento risale al pomeriggio di giovedì 18 dicembre. A dare l'allarme sarebbe stato un conoscente, preoccupato perché non riusciva a contattarlo. Da quanto ricostruito, la persona sarebbe entrata nell'abitazione e avrebbe scoperto il corpo, chiamando poi i soccorsi. Quando il 118 è arrivato, però, non c'era già più nulla da fare. La morte sarebbe avvenuta diverse ore prima, con una stima iniziale nell'ordine di 6-8 ore. Il punto è che non si parla di un malore pulito o di una caduta banale. Granieri è stato trovato in una pozza di sangue, con una ferita alla testa nella zona posteriore. E attorno a quella ferita ruota uno dei nodi principali. All'inizio si è valutata anche l'ipotesi dell'incidente domestico, ma col passare delle ore la pista dell'omicidio ha iniziato a diventare più concreta, soprattutto perché nella casa mancavano elementi coerenti con una caduta accidentale. In particolare, gli investigatori non avrebbero individuato con chiarezza un punto di impatto compatibile con una rovinosa caduta contro uno spigolo, una maniglia o un mobile. E poi c'è il resto della scena, che pesa come un macigno. Armadi con ante aperte, cassetti aperti e svuotati, una scatola trovata aperta e vuota, e in generale l'impressione che qualcuno abbia cercato in fretta, in modo disordinato, qualcosa di preciso e di valore. E qui entra in gioco l'altro dettaglio che rende la vicenda ancora più delicata. Granieri, secondo testimonianze raccolte nell'ambiente di chi lo conosceva, avrebbe tenuto in casa un patrimonio enorme tra contanti e preziosi. Si parla di oltre 1 milione di euro in valori complessivi, con soldi in contanti, oro e una trentina di Rolex Daytona. Una parte di questi valori sarebbe sparita, mentre altro sarebbe rimasto nell'appartamento. In casa sarebbe stata trovata anche una cassaforte. L'idea, in pratica, è quella di un bottino potenziale altissimo, e questo rende automaticamente credibile la pista della rapina finita male, oppure di un'aggressione maturata in un contesto di conoscenze e affari. Su un altro fronte, nelle ore successive, sono emersi elementi che puntano dritti verso un'azione violenta. Venerdì mattina, all'interno della palazzina, sono state individuate tracce rosse considerate verosimilmente sangue. Sulle scale, lungo il corrimano, sul muro e persino su una porta al penultimo piano. Macchie fresche che la scientifica ha repertato e che adesso dovranno essere analizzate per capire se abbiano davvero un legame con la morte di Granieri o se siano riconducibili ad altro. Non solo, dall'abitazione sarebbero stati acquisiti anche 2 dispositivi che sembrano piccole telecamere. Il tema videosorveglianza diventa centrale perché, secondo quanto emerge, l'appartamento sarebbe stato dotato di sensori d'allarme e telecamere collegate a un cellulare. Se quei sistemi erano attivi e se hanno registrato, potrebbero diventare il vero spartiacque dell'indagine, anche solo per ricostruire ingressi, orari e movimenti. Le indagini sono seguite dalla squadra mobile e dalla polizia scientifica con il coordinamento del pubblico ministero Andrea Laganga. Sul posto è intervenuta anche la procuratrice, capo Patrizia Castaldini. Al momento non risultano provvedimenti di fermo ufficializzati, ma si stanno ascoltando diverse persone, compresi residenti e conoscenti. In alcune ricostruzioni viene riportato che 2 giovani sarebbero stati accompagnati in questura per accertamenti. Resta da chiarire in che qualità e quanto siano davvero centrali nella vicenda. C'è anche un aspetto di contesto che non viene ignorato. Granieri era conosciuto nell'ambiente della compravendita di oro e gioielli e secondo alcune ricostruzioni non avrebbe avuto un negozio vero e proprio, circostanza che renderebbe ancora più plausibile l'idea che custodisse in casa merce e valori. Nel suo passato, inoltre, compaiono vecchie vicende giudiziarie. In passato era stato accusato di usura, ma poi assolto. Al momento non c'è alcuna certezza che quel passato abbia un collegamento con ciò che è successo adesso. Però è uno dei binari che gli investigatori stanno comunque tenendo presenti mentre ricostruiscono relazioni, contatti e possibili moventi.
La sensazione oggi è che gli inquirenti stiano progressivamente stringendo il campo. Tra scena in casa, possibile sottrazione di valori, tracce di sangue sulle scale e verifiche su telecamere e sistemi d'allarme, l'ipotesi omicidio sta diventando sempre più consistente. La parola decisiva, come spesso accade in casi del genere, la diranno gli accertamenti medico-legali e l'analisi completa dei rilievi, soprattutto sulle tracce ematiche e su ciò che eventuali dispositivi possono aver registrato. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.